Papa Francesco ha chiesto oggi la collaborazione internazionale per giungere presto ad un vaccino per il Covid-19. Il servizio di Enzo Romeo. Ancora vicinanza del Papa ai malati Covid, a chi li cura, a tutti quelli che stanno soffrendo, incoraggio alla collaborazione internazionale, specie in campo scientifico e sanitario. Per trovare vaccini e trattamenti. Si affaccia alla finestra dopo il Regina Coeli, accoglie la proposta di digiuno e preghiere il 14 maggio dei credenti di ogni religione, ricorda i bambini vittime di violenza l'iniziativa dell'associazione Meter. Preaccordo per la ripresa in Italia delle messe coi fedeli dall'Ascensione, 24 maggio, o dalla Pentecoste, 31 maggio. Stamane 50ª celebrazione in streaming da Santa Marta. Domenica del Buon Pastore, giornata per le vocazioni. Nella Chiesa tanti finti pastori hanno sfruttato il gregge per soldi o carriera, ma tanti altri hanno dato la vita, anche in questa pandemia. Tanti, più di 100 qui in Italia. Accomuna i sacerdoti e i medici. In Italia soltanto 154 medici sono venuti a mancare in atto di servizio. Anche la Caritas fa sapere che sono 10 finora i morti per contagio tra i suoi operatori, eppure aumenta il numero dei volontari.